Benvenuti tifosi del Napoli. Se amate il Napoli con tutto il cuore premete il tasto mi piace per restare sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Andiamo al video. Prosegue la stagione invernale per tutte le squadre. Il Napoli è ormai entrato nel vivo del mercato e presto completerà gli ultimi acquisti. Ma questi non sono solo momenti caldi per il club partenopeo. Anche un altro club, infatti, sta prendendo di mira un giocatore che in estate è stato accostato al Napoli. Boateng Salernitana, trattativa in corso. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato L originale di Sky Sport, la Salernitana avrebbe già avviato i primi contatti con lo storico ex giocatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. Il 35enne difensore tedesco è attualmente un free agent. La sua ultima esperienza risale alla scorsa stagione con il Lione, dopo una lunga parentesi al Bayern Monaco. Adesso la sua carriera può proseguire in Serie A, alla Salernitana. Il regista della clamorosa trattativa sarebbe Frank Ribery, rimasto molto legato alla Salernitana e che in passato ha giocato in Baviera con Boateng. Le trattative sembrano già a buon punto e i contatti tra le parti sarebbero stati fruttuosi. Intanto il Napoli continua a cercare un difensore centrale, non soddisfatto del rendimento dei giocatori attualmente in rosa, a cominciare da Nathan che è infortunato e che, tra l'altro, sembra troppo immaturo per prendere il posto di una barriera difensiva come Kim Min-jae. Molti giocatori seguono Meluso e Micheli, con Arthur Day che sembra essere diventato l'obiettivo principale dei partenopei. Il belga conosce il campionato italiano dove ha fatto molto bene con il Bologna. Attualmente gioca nel Rennes, ma è chiaro che le sirene di un top club come il Napoli, abituato a giocare regolarmente in Europa, affascinano il classe 2000. Anche la sua età sembra essere quella giusta per convincere De Laurentiis a investire su di lui. Compirà 24 anni a maggio e ha già una vasta esperienza internazionale. Prenderlo però dal Rennes non sarà facile, visto che per il suo prezzo i transalpini chiedono tra i 18 e i 20 milioni di euro. Secondo te tifoso del Napoli? Accetteresti Boateng al Napoli? Oppure no? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli!